Scatman's World. Bella ragazzi, tutti raccomandano Veneziano, siamo su Formula 1 con la mod del 2016. Ok ragazzi, andiamo, siamo in Ungheria, quarto posto in griglia, quindi un posto abbastanza positivo. E qua dobbiamo fare un gran risultato, perché dobbiamo risvegliarci. Vai. Carburante elevato. Vai ragazzi. Rombo del motore. Vai che andiamo. Gran premio di Budapest, gran premio delle gnoccolone. Vediamo la prima curva se succede qualcosa. Vettel si butta all'interno. E siamo primi ragazzi. Siamo in testa alla corsa. Questo gran premio è abbastanza favorevole. Quindi possiamo fare bene. Vai Comendone. Regalaci un sogno. Mettiamo subito. Mamma mia, qua ho rischiato un attimo. Vai ragazzi, voliamo verso la gloria. Scusa, dov'è che ho tagliato? Ma sei rincoglionito? Vai, dobbiamo andarcene, cazzo. Andiamocene. Che dobbiamo tornare in vetta al mondiale. E abbiamo Hamilton veramente attaccato al culo. Abbiamo Sebastiano. Sì, Sebastiano, abbiamo Gigi Hamilton veramente attaccato al culo. Mamma mia, scodata come andiamo, non ho capito cosa è successo qua. Il primo giro non proprio positivo, Nessun ritiro dopo il primo giro. Anche se sicuramente è successo un incidente perché è vero delle monoposto attardate. E dopo un giro è veramente impensabile. Dai, comendissimo, dai. Che non riusciamo a fare selezione. Vabbè, dai. Il primo settore di solito è quello più positivo per me. Dopo nel secondo perdo qualcosa. Dai, come tira questo catorcio infernale. Perché la Ferrari nel 2014 non era proprio devastante. Anche se in realtà hanno messo con la moda, hanno cambiato tutto, anche le impostazioni delle macchine, infatti la Ferrari è più forte. Vai come niente, però Gigi è sempre là, Gigi. Gigione c'è ragazzi, Gigione c'è. Dai ragazzi, siamo in Ungheria, la mia gara, fioi. Dove sono nate tra le più belle pornostar del mondo, dai fioi. Ok, DRS abilitato. E questa cosa non mi piace perché adesso Hamilton veramente può fare la differenza, Ecco, già alcune sbaglia. Occhio, calma, calma. Ho sentito un po' di pressione da quando hanno aperto il DRS. Sarà dura ragazzi, sarà dura. Ma proviamoci. Diciamo che la qualifica è stata importantissima in sta gara. Che se partivo decimo, undicesimo, merda, sicuramente non sarei qua adesso. Perché c'ho veramente rispetto al F1 2014 normale, la macchina va a fanculo qua, cioè è un po' più difficile da governare, ragazzi. Almeno questo è quello che vedo io, dopo boh. Ok, altro giro completato. Questa è la curva più bastarda, mi fa andare troppo verso l'interno.
Ragazzi, se devo decidere se andare ai box o no. Con Hamilton il distacco diciamo aumenta, vado dai 5 all'1 secondo. Veramente stiamo guidando abbastanza bene oggi, la macchina c'è. Sono soddisfatto per il momento, però adesso voglio capire le gomme perché però adesso stiamo andando via il culo Hamilton, quindi aspettiamo a sto punto. Loro che possono crollare in un mezzo giro, posso perdere non so quanti. Cazzo, essendo il mio giro record però. No, io aspetto. E se va Hamilton vado di miscela elevata. Questa potevo farla un po' meglio. Giro record, fastest lap 1.23.6. E andiamo che il carburante è elevato adesso. Adesso devo martellare, fioi. Devo martellare. Ho dei box questo giro, ma devo martellarlo. Adesso sento che le gomme se ne sono andate, Però ho fatto il giro record. Bravo Kuma. Dai che ci siamo. No, qua, ecco, qua sento il degrado gomme, ragazzi. In certe curve lo sento di più. Molto bene. Questa presa non bene. Non bene questa. Lasciami passare, stronzo. Ok, ragazzi. Questa gara la strameritiamo per il momento, Carburante basso. E andiamo. Per il momento nessun ritiro dalla gara. Gara regolare. Poca selezione. Dai fioi. Veloci, bravissimi. Siamo secondi però. Perché? Ah, Raikkonen è rimasto in pista. Strategia perfetta però, Strategia perfetta però. Kimi è in fuga, ragazzi. Kimi Raikkonen è in fuga. Io però ho guadagnato sul secondo, su Hamilton che addirittura non è neanche secondo. Perché sta lottando con Valtteri. Beh, a 13 secondi di vantaggio Raikkonen deve andare ai box, quindi lo supero. Mamma mia, grande come. Devo solo aspettare la sosta di Kimi e poi possiamo tornare al primo posto. Calma Kume. Buono Kume, buono. Raikkonen sta addirittura recuperando che se le gomme finite. Attenzione a Kimi. Vai box Kimi, non rompere i maroni. Box per Kimi Raikkonen e Vettel è pronto a riprendersi la prima posizione che mai più. Cioè, che questa gara la strameritiamo. Eccoci qua. Hamilton è quarto, ha perso una posizione nella girandola delle soste. Il Kuma ha fatto veramente qualcosa di epicus perché abbiamo recuperato tantissimo. Su Bottas e Hamilton, grandissimo Sebastiano, Kumendone, Vettel. Il bibitaro c'è. Adesso devo solo gestire. Adesso dobbiamo solo gestire la gara. E siamo a posto. Fantastic, Cube, fantastic. Ecco, si chiama di non gestirla così, però magari grazie. E con le dure sicuramente io non ho più problemi che con le morbide.
Ottimo lavoro Kume, ottimo lavoro comunque. Siamo ancora a 5-2, va bene. Buono, buono. Intanto ragazzi c'è stato il ritiro di Gigi Hamilton perché non lo vedo più. C'è un ritiro e non lo vedo più tra i primi 4. Noi abbiamo 4 secondi e 6 da Bottas, ma c'è il ritiro di Hamilton. E Rosberg non è presente tra i primi 5, veramente abbiamo un'occasione più unica che rara. Hamilton fuori dai giochi e Rosberg non è tra i primi 4 quantomeno. Bravo Kume. Merda. Dai ragazzi. Abbiamo un'occasione veramente d'oro. Con le Mercedes fuori gioco. O quantomeno Hamilton fuori gioco sicuro. Noi stiamo gestendo bene il tutto e questo è positivo. Ok. Dai comandante, regalaci un sogno, regalaci The Dream. Ho bisogno del The Dream. Vai comandone, vai comandone. Quanto abbiamo? 5, abbiamo riguadagnato. E si gode, e si gode. Grandissimo passo qui in Ungheria, Buon passo ungherese. Ok, grazie Red Bull. Adesso chiaramente non deve arrivare la safety car, perché ormai manca pochi giri, però dai che può arrivare una vittoria fondamentale. Non mi ricordo se la quarta, forse la quarta, non boh, veramente sono anche in crisi di memoria, ma va bene. Successo fondamentale. Dai comandissimo. Molto bene. Altro giro completato non sarà giro record perché ho perso un po' nell'ultimo settore. Avevo fatto un primo settore perfetto. 2 laps remaining. E la per Vettel sarà un'altra vittoria che probabilmente mi riporterà in testa al mondiale. Dopo il brutto ritiro di Silverstone. Buono, sì sì, proprio. No, lungo, lungo. Mamma mia. Non volevo tagliare. Dai che è quasi finita, dai che è quasi finita. Molto bene, molto bene, molto bene. È vero che ho perso sicuramente, che sbaglio 2 secondi ho perso in una curva. Ai ai ai. Questa non ci voleva. Però insomma dai. Se non possiamo perderne altri 3 in un giro, se no veramente mi sparo. Dopo un brutto errore alla chicane. Ok ragazzi, final lap, final lap. Final lap per il talentissimo. Per il Bibitaro. Per il nostro Seba.
Sta gara è stata dominata dal primo giro, sempre in testa. A parte i primi secondi che ero quarto in qualifica. Dai Seb, regalaci il sogno. Riportiamo il titolo mondiale a Maranello. Sta maturando perfetto lo successo fondamentale qui in terra ungherese, la terra della gnocca. Dai ragazzi, su. Tutti i vessilli della Ferrari in festa. Nelle tribune. Grondanti di prostitutone. Dai fioi. Qua mi vuole superare un doppiato. Affanculo per i maroni. Dai ragazzi, pochi metri, poche curve. Guardio! Ah no, ero io. Ho perso un po' negli ultimi giro e mezzo, ma chi se ne frega. Ultima curva e Sebastiano va a vincere il Gran Premio d'Ungheria. Yes! Torniamo al successo ragazzi. Torniamo al successo, grandissimo Sebastiano. Rosberg chiude quinto. In ritiro chiaramente per Gigi, Hamilton e io godo. Nel mondiale siamo ancora secondi a -3 che in mondiale, però ragazzi, fino a Kimi Raikkonen. Anche in realtà Bottas può rientrare, è tutto possibile ragazzi. La Mercedes invece continua il successo nel campionato costruttori, ma noi siamo solo a -5. Signori, i campionati comendiani sono così. Ce le giochiamo tutte alle ultime gare. Grandi ragazzi, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!